per esempio a Candiana, poi è piaciuto da Adige, ma non solo, insomma, anche da guidare. In quel caso fu arrestata una quasi l'intero consiglio comunale della maggioranza, ne furono arrestati in 11, perché poi si scoprì che l'interesse dell'amministrazione era vincolato al pagamento di alcuni tangenti. Il problema qual è? Può essere che decidano i comuni da soli di realizzare un impianto su cui deve decidere per ormai la regione? No, deve essere la regione che pianifica rispetto al territorio l'esigenza degli impianti. Non può essere un comune da solo che decide si fa il termovalorizzatore nel mio territorio. Non esiste. Allora, ripeto, ci sono aree che sono scoperte di impianti e in quelle aree, in quelle province che va convocata una riunione da parte della regione con i responsabili provinciali e si ragiona insieme con i sindaci dove è opportuno collocare. Ci deve essere anche un'operazione di condivisione, ma soprattutto trasparente, perché nella partita che riguarda i rifiuti ci sono, ripeto, interessi colossali che si hanno. Allora, questo è il primo punto. L'altro punto, gli inceneritori producono aria solo pulita? No, dobbiamo dirlo in modo chiaro e netto. Neanche le discariche sono, come dire, sono una montagnola di terra e basta, pulita. Perché nel tempo si sa che la fascia di impermeabilizzazione che è al di sotto della discarica si erode col tempo e il rischio è che ci sia poi un inquinamento pesante del territorio. Quindi non abbiamo da questo punto di vista, come dire, soluzioni che non comportino problemi. Comportano problemi sia l'impianto di incenerimento come la discarica. Se si fanno perché sono necessari, io penso che devono essere sotto controllo pubblico, garantiti nel miglior modo possibile. Poi gli impianti di incenerimento sono come un grande impianto industriale che produce inquinanti, ne produce meno se il livello a cui vengono bruciati i rifiuti è fatto costantemente a una temperatura che è fissata per impedire che si producano in modo particolare gli ossidi. Se non c'è un controllo adeguato di questi impianti, anche gli impianti di incenerimento più evoluti possono produrre inquinanti potenzialmente molto gravi per la salute dei cittadini. Quindi il problema è, se si devono fare con la caratteristica, intanto dove servono, e se si devono poi realizzare, vanno fatti con una gestione che sia quella che dia le maggiori sicurezze possibili. Questo è il criterio che noi, insomma, del danno minore che si può provocare quanto si devono fare. Ripeto, qui in modo particolare nella provincia di Padova, non solo a Sant'Uva, di un altro impianto non c'è necessità.